Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, le democrazie sicuramente sbagliano, possono sbagliare, le democrazie sono imperfette, figuratevi uno che ha rischiato lievemente qualcosina per difenderla, la democrazia. Sir Winston Churchill diceva che è il peggior sistema di governo, ad eccezione di tutti gli altri inventati finora. E quindi lo Stato di Israele, come ogni democrazia, è imperfetta, può sbagliare. Detto questo, in queste ore c'è un grande rimosso insopportabile, non lo definirei neanche dibattito, nella cagnara anti-israeliana, che poi è sempre in bilico sulla cagnara antisemita che sta prendendo piede. Qual è il grande rimosso? E il grande rimosso è il seguente, ma è macroscopico, cioè l'ONU in Libano ha fallito totalmente, non solo in Libano a dire la verità, ma limitiamoci al caso di queste ore. La missione ONU in Libano è un fallimento totale. La missione UNIFIL si chiama nello specifico, è un fallimento storico epocale. La missione UNIFIL nasce nel marzo 78 e poi, come dire, conosce successivi interventi, successivi rinnovi. Perché nasce? Nasce sostanzialmente come forza di interposizione di cuscinetto in quella che è una delle tante faglie di tensione che circondano lo Stato di Israele, perché ricordiamo un'altra ovvietà geografica rimossa: lo Stato di Israele è circondato da gentiluomini che vogliono cancellarlo dalla faccia della terra. È stata rinnovata dopo la guerra dell'82, è stata rinnovata nel 2000, è stata rinnovata a seguito del conflitto israelo-libanese del 2006. Qual era sostanzialmente il senso della missione UNIFIL? Come spesso da retorica ONU, portare lì la pace, garantire che i civili di ambo le parti non fossero più coinvolti in atti bellici, quindi anche che non venissero sparati quotidianamente missili razzi contro i civili che stanno nel nord di Israele, l'addestramento, l'irrobustimento dell'esercito regolare libanese e lo smantellamento dei gruppi armati, tra cui Hezbollah. Questo era il senso della missione UNIFIL, che ha fallito su tutti i fronti. Drasticamente Hezbollah via via negli anni non solo non ha cessato di martellare Israele con i razzi e i missili, ma è andata sempre in crescendo dal 7 ottobre in poi, ovviamente perché c'era a monte dell'irruzione di Hamas, delle iniziative di Hezbollah, delle iniziative degli Houthi, c'era la regia dei tagliagole in capo a Teheran. Dal 7 ottobre in poi ha aumentato drasticamente questa offensiva, per cui Israele si è, come dire, svegliato con la bizzarra idea di difendere i suoi cittadini anche del nord. E non si può non dire questa cosa, ma ancora più nello specifico, la conferenza stampa del ministro della difesa Crosetto ieri, che da un punto di vista formale ovviamente ha fatto benissimo a convocare l'ambasciatore israeliano, eccetera, ma a una domanda precisa della collega Claudia Fusani, che non la pensa come chi vi parla, non ha le idee, diciamo, che abbiamo in questa radio, ma una collega onesta intellettualmente che fa il suo lavoro, Crosetto ha ammesso che, virgolette, armi di Hezbollah sono presenti nella zona dove opera UNIFIL e che attacchi di Hezbollah partono anche da quella stessa zona. Ma come armi di Hezbollah sono presenti dove opera UNIFIL proprio? Cioè neanche vicino nelle vicinanze, cioè lì, come dire, nella stessa area in cui c'è la missione ONU che doveva portare pace, disarmare anche Hezbollah, ci sono armi di Hezbollah. Ma vi rendete conto che siamo alla follia? Cioè non si può non citare questo pezzo di verità, se no il quadro è largamente incompleto. Tra l'altro l'ultima risoluzione ONU per la cui applicazione UNIFIL sta in quella porzione del Libano recita come segue, perché poi vale la pena di essere letterali. Questa risoluzione chiede la completa cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane dal Libano per essere rimpiazzate da forze libanesi e UNIFIL e il disarmo dei gruppi armati, tra cui Hezbollah. Viene proprio nominato
non solo non è stato disarmato, è cresciuto, è diventato una minaccia sempre più pressante per lo Stato di Israele e addirittura opera nelle stesse zone dove c'è UNIFIL. Capite che questa baracconata che si chiama ONU, anche in Libano, soprattutto in Libano in queste ore, incarna un fallimento epocale. Detto questo, vi invito a rimanere con noi perché anche di questo parleremo con l'ospite di questa settimana della nostra intervista, che sarà Pierluigi Battista. Vi aspetto. Tra un manifesto e lo specchio